Continuiamo con le storie e le leggende più affascinanti legate a Venezia con il nostro narratore d'eccezione, Alberto Tosofei. Cosa ci racconti oggi, Alberto? Grazie Giorgia. Anche oggi una storia legata ovviamente a un luogo, ma una storia che ha dato il nome anche a un'intera contrada di Venezia, che è quella della donna onesta. Ci sono diverse leggende che vogliono risalire all'origine di un nome così particolare, ma la più bella di tutte è quella che voglio raccontarvi stasera. Parla di una bellissima ragazza, Santina. È la moglie di un maestro spadaio, Battista, e di lei, per la sua bellezza, si è invaghito un giovane nobile, Marchetto Rizzo. E Marchetto Rizzo ordina al maestro spadaio un pugnale. Deve essere un pugnale straordinario, tempestato di gemme, pieno di intarsi. Ci vuole tempo per comporre un oggetto del genere. Ed ecco che il nobile procura di andare a vedere a che punto sia il lavoro ogni volta quando il maestro spadaio non c'è, e gli insidia la moglie. Santina si è ovviamente accorta delle attenzioni del nobile e non le apprezza. E l'ultimo giorno, il giorno in cui il pugnale è pronto, ecco che glielo consegna in malo modo e gli dice di non farsi mai più vedere in quella casa. Marchetto Rizzo non può sopportare l'affronto e il suo orgoglio malato, ferito, è tale che assale la ragazza e ne approfitta. E Santina, imbracciato il pugnale forgiato dal marito, si pugnala il petto e si uccide per l'onore perduto. Donna onesta. Ma davvero questa storia può finire così? No, perché a Venezia le storie possono finire in modo diverso. E questa storia ha un finale che forse è più vero di quello che vi ho appena narrato, perché racconta quest'altra versione che un amico della coppia, Zuane Bareter, Giovanni vendeva berrette, che nota i movimenti del nobile, accorre alle grida della ragazza e la salva e ferisce a una mano Marchetto Rizzo con il pugnale forgiato dall'amico. A suffragio di questa versione, che ci piace di più, c'è un processo della fine del 400 che riporta esattamente questi nomi. E quindi forse questa non è una leggenda, è una storia vera. Ma Venezia va oltre e si spinge ancora più in là, perché assieme al ponte, la fondamenta di Donna Onesta, a poca distanza, lì nel sestiere di San Polo, vi è una calle dove la leggenda vuole fosse la bottega di Zuane, che ha un nome straordinario e unico: Calle dell'amor degli amici. Ed ecco che Venezia sa offrire nella leggenda ancora una volta le sue magie, che finiscono per dare il nome alle strade. Grazie. Grazie Alberto. Grazie Alberto.